Saluti tifosi napoletani, prima di dare un'occhiata alle ultime novità, iscrivetevi al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che accade nel club più amato dai suoi tifosi. Taylor Boots offerto al Napoli da entourage di Pulisic, il retroscena, il centrocampista italo-americano dell'Utrecht ed ex Bayern Monaco nei radar del club azzurro. Il Napoli è allettato dall'idea di inserire in rosa un calciatore americano. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ne fa mistero, specie in termini di stipendio, per aggiungere un talento usa nell'organico di Luciano Spalletti. Christian Pulisic piace per qualità tecniche ed esperienza, tuttavia lo stipendio da circa 5 milioni a stagione, al netto di un contratto in scadenza nel 2024 che aiuterebbe a svalutarne il cartellino, appare decisamente elevato. Negli scambi di informazioni con l'entourage dell'ex Borussia Dortmund, come appreso in esclusiva da areanapoli.it, sarebbe emerso anche il nome di un altro giocatore assistito da Matthew Moore, figlio del noto manager Rob, ed economicamente più abbordabile. Si tratta di Taylor Boots dell'Utrecht, numero 10 sulle spalle. Taylor è un tuttocampista dinamico. Agisce in posizione centrale o da trequartista, ma anche da esterno di destra o sinistra o, all'occorrenza, da terzino. Tecnico ed agile, preciso nel dribbling, è dotato di discreta personalità e vanta buone percentuali di passaggi riusciti, ma deve migliorare sul piano disciplinare. Il passaporto italiano è un plus che potrebbe facilitarne un eventuale trasferimento, per circa 8 a 10 milioni. In Serie A, il Napoli ha preso nota ed aggiornato il database, nel quale trovano posto diversi under 22 dal futuro promettente. Commenta quale giocatore secondo te il Napoli potrebbe portare. Lasciaci commenti e iscriviti al canale perché ti aggiornerò sempre. Forza Napoli sempre e tutto per lei.